Dal Palasport System di San Vendemiano, benvenuti a tutti, quarta giornata del girone d'andata del campionato di Serie B, girone B a San Vendemiano contro la Rucker Sanve imbattuta in questo inizio di stagione. Arriva la Tramarossa Vicenza, squadre già in campo, abbiamo appena sentito l'inno nazionale, la presentazione anche delle due squadre. Ricordiamo anche le partite di questa quarta giornata. A Varese scende Cremona, l'Olgiate ospita la San Giorgese, proprio la Rucker quindi in casa contro il Tramarossa Vicenza. Omnia Basket Pavia contro Gilbertina Soresina. Elachem Vigevano sconfitta proprio qui al Palasport System con il buzzer beater di Tassinari, ospita la Antonello Energia Padova. Poi Platina Piadena contro Vega Mestre, Bernareggio Crema e Monfalcone Lecco. La classifica che vede la Rucker in testa a punteggio pieno, 3 vinte su 3 insieme a Padova, Lecco e Bernareggio, Elachem Vigevano, Cremona, Monfalcone Vicenza, 2 vinte, 1 persa, Crema, Pavia e San Giorgese insieme a Olginate, 1 vinta e 2 perse, ancora al palo Mestre, Varese, Soresina e Platina Piadena. Confermata la formazione di casa, partita che ricordiamo viene arbitrata dai signori Fabrizio Suriano di Torino e Federico Berger di Savigliano vicino a Cuneo. Ricordiamo anche che la Rucker tornerà in casa sabato 26 contro Cremona. I 12 ragazzi di casa che scendono in campo, la formazione è assolutamente confermata: Andrea Tassinari col numero 0, Jacopo Vedovato 2, Giorgio Durante col 3, Luca Toniato col 6, Antonello Ricci 7, Edoardo Rossetto il capitano con l'8, Federico Finardi con il 10, Tommaso Gatto alla prima in casa, era assente alla prima di campionato, con l'11, Federico Tognacci con il 12, Alvise Minicleri col 13, Jacopo Preti con il 17 e Giorgio Gurgurevic con il 23. Risponde la squadra biancorossa in trasferta con il numero 5 Giorgio Calipò, Michael Owens col 7, Pietro Montanari con il 9, Diego Corral, lo spauracchio della squadra di Vicenza, con il numero 10, Tommaso Giannesini col 13, Pier Giacomo Rigon col 15, Gianmarco Conte con il 23, Antonio Brighi 24, Enrico Crosato con il 34, Riccardo Milani 39, Stefano Cernivani 55 e Luca Pedrazzani 76. I due coach ovviamente confermatissimo per la squadra di casa, coach Marco Mian. Il coach invece della Tramarossa Vicenza è Marco Venezia. Ricordiamo anche le partite delle due squadre. Vicenza viene da la prima vittoria in casa contro Pavia 69-67, poi un'altra vittoria a Varese ancora di 2 punti, appunto 82-80, la sconfitta invece proprio con la Elachem Vigevano 87-76. Per i ragazzi invece di casa della Rucker Sanve le 3 vittorie sono la prima in casa contro Vigevano, poi le 2 vittorie corsare a Monfalcone di 6 e contro il Piadena di 5, 78-73. Squadre in campo, vediamo anche i primi quintetti, vediamo il quintetto dei nostri avversari che schierano a inizio partita il numero 24 Antonio Brighi, poi vediamo il numero 76 Luca Pedrazzani, il numero 9 Pietro Montanari, il numero 34 Enrico Crosato e il numero 55 Stefano Cernivani. Questi sono il primo quintetto appunto della squadra di Vicenza, oggi in maglia completamente nera con bordi dorati. In maglia bianca con bande nere invece è la squadra di casa, quella della Rucker Sanve e San Vendemiano. Vediamo anche qui il primo quintetto, vediamo Vedovato, Toniato, Jacopo Preti, Andrea Tassinari e Antonello Ricci. Queste sono le squadre pronte, gli arbitri stanno avviando per la prima palla 2 quindi importante. Ricordiamo anche un po' di statistiche di questo inizio di stagione della Rucker Sanve. Il miglior marcatore come media punti per gara è Jacopo Preti, che viaggia sopra i 14 punti di media, ma sono ben 5 i giocatori della squadra di San Vendemiano ad andare sopra la doppia cifra di media partita, soprattutto grazie ai 12,7 di Tassinari, gli 11 di Ricci e 10 di Vedovato. Prima palla giocata da Vicenza, prova subito con il numero 55 Cernivani che entra nel centro dell'area, subisce fallo subito da Jacopo Preti. Jacopo Preti che ha sentito molto il contatto, una bella penetrazione centrale dal centro di Stefano Cernivani. Vediamo l'arbitro che genera già subito 2 tiri liberi, quindi primi tiri della partita per la Tramarossa Vicenza, e vedremo come andranno i primi liberi. Ricordiamo la prima partita in casa, l'Elachem Vigevano all'inizio partita non era stata precisissima, cosa che invece fa Stefano Cernivani, primo a bersaglio, quindi primo punto della partita per Vicenza.
2-2 per la guardia ventottenne della squadra in trasferta. Prima azione invece d'attacco ora per la Ruker Sanve, affidata a Andrea Tassinari. Tassinari esce sul lato con Ricci perde un attimo la maniglia, ferma il palleggio, è costretto a affidarsi a Preti. Preti prova una penetrazione, bloccato ma da Crosani, ma Preti gira sul perno, va al ferro ed è il pareggio per la Ruker. Ottima azione di Jacopo Preti in inizio partita. Crosato in punta dall'altra parte, palla che finisce sotto a Pedrazzani esce sul perimetro, la palla arriva a Crosato che tenta la prima bomba sul ferro, ma c'è un buon rimbalzo offensivo di Pedrazzani che mette palla per terra, punta Vedovato, poi però c'è il raddoppio di Preti. Vediamo cosa fischia l'arbitro, sembra fallo al numero 2 della Ruker, Vedovato, infatti è così. C'è subito il primo cambio per Preti che esce, probabilmente la botta che ha subito all'inizio partita l'ha sentita, entra subito Tommaso Gatto, ricordiamo prima per lui apparizione al Palasport System. Palla rimessa a lato che va in mano a Crosato con un passaggio laterale per Montanari mette palla per terra per Brighi, ottimo l'anticipo di Vedovato, bravissimo, palla per Ricci, prova la transizione alla Ruker, si ferma Tassinari che prova a ripartire ma ferma il palleggio, la palla torna in punta e poi torna a Tassinari, palla sotto in post basso per Vedovato cerca uno scarico che non c'è, allora va in 1 contro 1, poi lo scarico nell'angolo per Gatto, gira molto bene la palla e c'è la bomba di Ricci che però finisce sul ferro e Brighi la può controllare e partire in transizione. Si vede l'assenza all'inizio di partita almeno del miglior marcatore di Vicenza, ossia il numero 10 Corrali. Intanto recupera palla la Ruker che va in transizione con il tiro, stavolta a piedi per terra dai 5 metri di Antonello Ricci. Buona questa azione in transizione della Ruker che va in vantaggio 4-2, subito parecchia energia in campo. Dalla punta Cernivani prova la stessa azione che ha portato i primi 2 punti per Vicenza, ancora cerca di andare al ferro, buono, si protegge, cerca di fare canestro, ma poi c'è un ottimo rimbalzo offensivo di Luca Pedrazzani che trova il canestro, il fallo e andrà in lunetta con il tiro libero supplementare. C'è il secondo fallo, se non ho visto male, no, primo fallo per Vedovato, vediamo cosa ha chiamato. Il fallo di prima era stato dato a Jacopo Preti, è per quello che il numero 17 della Ruker è finito in panchina. Tiro libero supplementare quindi per Pedrazzani per riportare in vantaggio Vicenza, tiro che però non entra, rimbalzo di Vedovato quindi per la transizione di Tassinari, difesa molto aggressiva di Brighi sul nostro numero 0. Tassinari cambia lato, molto bene per Ricci, buonissimo, 1-2 per Toniato è bloccato, ora cerca Vedovato che dai 3 metri recupera il pallone, va in semigancio e trova altri 2 punti per la Ruker che è ancora in vantaggio di 2 lunghezze in questo inizio partita. Inizia comunque molto equilibrato, Ruker che è in vantaggio grazie all'unico recupero difensivo finora ottenuto, e Vicenza che prova un'altra penetrazione con Pedrazzani al ferro, stavolta Vedovato lo tiene molto bene di fisico, poi però la palla esce dal campo e gli arbitri decidono di dare la rimessa ai ragazzi in maglia nera con bordi dorati. Alla rimessa andrà il numero 55 Stefano Cernivani. Comunque Pedrazzani in questo inizio partita ha deciso di penetrare, già terza penetrazione del ferro, finora 2 i canestri per lui. Stavolta il Crosato trova il blocco molto buono di Gatto, poi ferma il palleggio, scarica dai 6 metri, non va il tiro del numero 9 Montanari, bellissimo rimbalzo difensivo di squadra della Ruker con Tassinari che ora trova 2 a bloccarlo, quindi la palla esce per Toniato sul lato sinistro. Toniato cerca un'ottima penetrazione, trova il canestro, trova il fallo di Montanari, andrà in lunetta col tiro libero supplementare. Ottima la penetrazione di Toniato dal lato, è entrato molto bene nella difesa uomo della squadra di Vicenza, ha trovato il contatto sul braccio, si è protetto molto bene, dato in lunetta, ora andrà in lunetta con il libero. Tiro libero che balla sul primo ferro, va a segno, massimo vantaggio in questo inizio partita per la Ruker, 9-4, alza la difesa la squadra di casa e trova anche una bellissima palla recuperata, ottimo il pressing di Toniato su Montanari, palla non raggiungibile per il numero 9 di casa.
palla direttamente fuori, quindi giustamente gli arbitri fanno rimettere la Ruker da sotto il canestro avversario, con Toniato pronto a rimettere in gioco questa partita quando sono passati 3 minuti e 14 secondi in questo primo quarto. 9-4 per la Ruker. Toniato, ottimo giro sul piede perno, si protegge molto bene dal ritorno di Montanari, seconda azione di Luca Toniato, quinto punto per lui. Ottimo inizio di partita, 2 azioni consecutive del numero 6 la Ruker che portano a +7 la squadra di casa. 11-4, ancora Crosato, si gira in area, poi trova l'assistenza per il numero 76 Pedrazzani, che subisce il fallo del numero 2 Vedovato. È il primo fallo, perché anche prima l'arbitro non aveva dato fallo a lui ma a Tommaso Gatto. C'è il time out e quindi le squadre vanno a fermarsi un attimo quando sono passati 3 minuti e 39 secondi nel primo quarto. Ruker 11, Tramarossa Vicenza 4. Rientriamo in diretta qui dal Palasport System dove sta giocando il primo quarto della partita fra la Ruker Sanve e la Tramarossa Vicenza, valida per la quarta giornata di andata del campionato di Serie B, Girone B di basket. Rientrano in campo le squadre con la Ruker in vantaggio 11-4, ma Luca Pedrazzani è in lunetta per il fallo subito da Vedovato e quindi andrà in lunetta con 2 liberi che potrebbero accorciare il gap fra le due squadre. Vediamo il primo tiro libero, l'arbitro mette la palla nelle mani del numero 76 in maglia nera. Primo tiro libero che balla sul ferro ed esce con il numero 76 Luca Pedrazzani, che in stagione tira il 100% ai liberi, quindi questo è stato il suo primo errore della stagione. Il secondo va a segno, quindi terzo punto per lui, quinto punto per la squadra di Vicenza, che ora va ancora in pressione molto alta, la pressione di Brighi su Tassinari. Tassinari ancora una volta ferma il palleggio, si appoggia a Toniato che va sotto da Vedovato contro Pedrazzani. Bellissimo il piede perno del numero 2 della Ruker. Pedrazzani da una parte, Vedovato dall'altra, canestro 13-5, ancora +8 per la squadra di casa, con Brighi che prova a ricostruire un'azione offensiva. Esce Cernivani a raccogliere il pallone, un po' fermo ora l'attacco della squadra ospiti. Cernivani prova un arresto e tiro da 3 sul secondo ferro, rimbalzo di Toniato che fa partire subito la transizione, poi si ferma, mette palla a Tassinari che dal nulla si ferma da 3. Andrea Tassinari, 16-5 Ruker. Brighi con il pallone, ora prova una penetrazione fino al ferro, poi gira intorno, scarica Cernivani, si ferma da 2. Il fallo sul tiro di Antonello Ricci, che esce in maniera un po' troppo aggressiva sul numero 55. Azione di prima da raccontare però della Ruker, con Toniato che parte come se volesse spingere il contropiede, si ferma, dietro di lui arriva Andrea Tassinari, raccoglie la palla, mette giù il palleggio, scarica la bomba, +3 punti e ora è +11 quando siamo a 5-19 dalla fine del primo quarto. Ancora in lunetta Vicenza con Cernivani, sbaglia un altro tiro libero la squadra ospite. Cernivani andrà in lunetta comunque con il secondo tiro libero, che stavolta balla sui ferri, va fuori Vedovato, altro rimbalzo, se non vedo male è il terzo rimbalzo, e ancora Tassinari parte, stavolta è bravo Gallipò a bloccare il tentativo di tiro da 3 del numero 0 della Ruker che ora può ripartire, esce ancora sul lato, Gatto per Tassinari, ora mancano 7 secondi alla fine dell'azione, non c'è sviluppo, Tassinari dovrà alzarsi da 3, il tiro è corto però, prova un grande rimbalzo Gatto che sporca la palla ancora a Tassinari, che dà un nuovo possesso alla squadra di casa. Su Gallipò si gira, piede perno
di Andrea Tassinari che mette altri 2 punti, si scava il solco fra le due squadre, 18-5 più 13, massimo vantaggio per la Ruker. Ora Galipò mette a terra il palleggio, prova con Brighi che ora è andato a giocare in ruolo di guardia, prova Crosato, l'uomo con più esperienza della squadra in trasferta, è bravissimo Vedovato che gli ha ormai preso le misure, blocca l'attacco di Vicenza e può ripartire ancora la transizione Ruker. Palla sul lato per Ricci che parte contro Cernivani che cala un po' la mannaia. Fallo semplice del numero 55. Antonello Ricci comunque con la solita energia che ha messo in tutta questa prima parte di stagione può andare quindi a prenderci questo fallo. Ci sono dei cambi per la squadra in trasferta, entrano Gianmarco Conte, anche Pietro Montanari, mentre per la Ruker esce Ricci, entra Federico Tognacci e anche il capitano Rossetto entra in campo. Quindi ora il quintetto è Tassinari, Tognacci, Rossetto, Gatto e Tognato, mentre è proprio il numero 12 della Ruker che imposta ora l'azione, scambia con Tassinari, grandissimo passaggio cieco per Tommaso Gatto, alto basso meraviglioso della squadra di casa che sta giocando con una fluidità veramente importante. 20-5 più 15, mancano 3,55 da giocare, ma per ora l'attacco della Ruker va veramente che è una meraviglia, mentre poi ve li bagnate per la squadra in trasferta. Qui tocca la riga Toniato cercando di recuperare il pallone. Ora coach Mian è arrabbiato per la mancata uscita da parte di Federico Tognacci che non è riuscito a tagliare fuori un avversario e quindi ha creato un po' di difficoltà per il rimbalzo difensivo della sua squadra. Vicenza che prova ancora a rimettere il pallone, ma c'è molta fatica. Pedrazzani per Galipò che ormai è stabilmente il play della squadra dopo un inizio un po' difficile ai suoi compagni. Contro Tassinari, palla un po' ferma, in punta, si alza, tira da 3, altro rimbalzo sbagliato, ma altro rimbalzo offensivo di Vicenza, errore però di Montanari e ora è palla toccata ancora dalla difesa della Ruker. Ma vediamo cosa decidono gli arbitri. No, palla Ruker stavolta, il rimbalzo è stato toccato a rimbalzo da Montanari. Coach Mian è un po' arrabbiato perché la sua squadra taglia fuori poco e concede ha già concesso per 2 volte il secondo tiro alla squadra di Vicenza. Ora Tassinari riceve sul lato, provano uno schema che trova ancora Gatto sulla linea di fondo per cercare un tiro libero, però stavolta non va, rimbalza sul secondo ferro Gianmarco Conte prova la penetrazione di pura energia sulla sua squadra, si mette Gatto, l'arbitro fischia, blocca il movimento e quindi ci saranno 2 tiri liberi ancora per la squadra di Vicenza. Vediamo anche i marcatori fino a questo momento. Per la squadra di casa ci sono 5 punti di Tassinari, 5 anche di Toniato, mentre per la squadra di Vicenza 3 punti di Pedrazzani, 2 di Cernivani. In lunetta Conte per togliere quel 5 che da parecchi minuti è sul tabellino per Vicenza. Ricordiamo che a 3 minuti e 11 dalla fine del primo quarto la Ruker Samp è in vantaggio 20-5 proprio contro Vicenza. Primo libero completamente sbagliato da Conte, che Gianmarco Conte, che in stagione tira comunque 2 su 4 ai liberi. La percentuale è confermata 50% anche in questo suo viaggio dalla linea della carità, 20-6 quindi per la Ruker, con palla in mano da Andrea Tassinari che ora cerca di congelare un po' il gioco, gira molto velocemente la palla per Vedovato che prova un scarico al centro dell'area per Tognacci, chiedeva l'infrazione di piede che l'arbitro non gli concede, quindi palla di nuovo in attacco per Vicenza. Montanari parte molto dritto su Vedovato che cerca la stoppata ma non la trova e quindi ottavo punto. Buona questa penetrazione di Vicenza. Ora vediamo con i cambi come si mette in piedi la squadra di casa. È entrato anche Giordano Durante, palla sotto ancora per Vedovato, Montanari lo sta contenendo meglio di come hanno fatto i lunghi in precedenza. Allora Durante parte in palleggio, passaggio tipo volley da parte di Tassinari per Rossetto che sbaglia il tiro, si è un po' bloccato l'attacco di San Vendemiano che quindi concede una minima rientro a Vicenza. Ora
Pedrazzani dalla media, un tiraccio che non trova neanche il ferro, rimbalzo tranquillo di Tassinari. Ora Cosmian chiama calma, chiama schemi per Durante, ora che va, sale in mezza ruota, ora gira il pallone ancora in punta, scarico sul lato cieco per Tassinari, ancora lo scarico per Durante, libero il numero 12, Toniato da 3, sbaglia però la bomba, però ben costruita dall'attacco di San Vendemiano, tagliato fuori ancora Vedovato a rimbalzo, quindi Vicenza può salire, Galipò libero da 3, trova la bomba Giorgio Galipò, Vicenza torna in partita, era meno 15, ora è 20 a 11, meno 9 a 1 minuto e 39, time out per la Ruker. Ricordiamo la situazione falli, San Vendemiano è già in bonus, 2 falli per Jacopo Preti, tolto subito dalla partita da questi 2 falli, un fallo anche per Vedovato, Ricci, per Gatto e per Tognacci, mentre 2 soli falli spesi da Vicenza, uno con il numero 9 Pietro Montanari e uno con il numero 55 Stefano Cernivani. Il fischio degli arbitri riporta le squadre verso il campo, ricordiamo gli arbitri sono Fabrizio Suriano di Torino e Federico Berger di Cuneo. Rientrano in campo, vediamo anche i quintetti, vediamo che la Ruker riporta in campo Antonello Ricci insieme a Gatto, Rossetto, Tognacci e Durante, quindi riposo, primo riposo della partita per Andrea Tassinari. Vediamo anche la formazione in campo per Vicenza, Galipò, Conte, vediamo Montanari, Cernivani e Pedrazzani, loro due sono i giocatori che hanno giocato di più in questo inizio partita per i biancorossi, oggi in maglia completamente nera. Attacco della Ruker con palla a Ricci, Ricci prova una penetrazione, poi scarica per Tognacci, altro scarico per Gatto che ora prova la penetrazione, bravissimo Pedrazzani a fermarlo, ora Rossetto a 7 secondi va fino in fondo, stoppato molto bene da Pedrazzani e Conte. Conte ha dato nuova vitalità alla difesa di Vicenza che era partita davvero male, ora invece tiro aperto, in campo aperto, molto buono per Cernivani, poi vediamo il fallo su rimbalzo in attacco del numero 23 Conte su Tognacci. Era andato molto bene, molto forte a rimbalzo il numero 23 di Vicenza, però la posizione e la postura del corpo di Tognacci hanno indetto l'arbitro a fischiare fallo in attacco e quindi si ferma questo tentativo di accorciare ancora da parte di Vicenza con la Ruker Sanve che è ferma da un paio di minuti a quota 20, ha giocato 5-7 minuti veramente spaziali, poi si è un po' bloccata, ora Cernivani mette la mano su Ricci, blocca il pallone, ora Rossetto da 2 metri, bravissimo però Tognacci sull'errore del capitano della Ruker a intervenire, tap-in vincente, 2 punti, si sblocca il tabellino, ora Galipò entra in area, buono lo scarico per Conte da 3, Tognacci in ritardo, Vicenza rientra a meno 8, seconda bomba consecutiva per i ragazzi di Marco Venezia e ora il punteggio quando mancano 27 secondi alla fine del primo quarto è 22-14 per la Ruker. Ricci un po' fermo, poi va fino in fondo, trova il fallo di Rigon. Buonissima giocata di Ricci che sembrava esserci andato a chiudere in un vicolo cieco, è riuscito a mantenere vivo il palleggio, a trovare un spiraglio nella difesa di Vicenza e andare a prendersi questi 2 tiri liberi che sono importantissimi per il numero 7 in maglia bianconera. A segno il primo per Antonello Ricci in stagione, per lui sono 7 su 7, quindi con questo fa 8 su 8, 100% finora dalla linea del tiro libero. Anche il secondo a segno, 2 su 2 è importante, più 10 quindi per la Ruker, cambio proprio per Ricci, rientra Tassinari, 19 secondi alla fine di questo primo quarto, Conte porta il pallone nella metacampo della squadra di casa,
cercano una serie di blocchi che però vengono bloccati molto bene dalla squadra della Ruker, che parte in contropiede. Ultimo tiro, Tassinari, 5 secondi, tiro con il tiro da 2, piedi sulla linea per Tognacci. Purtroppo il piede del numero 12 della Ruker ha toccato la linea. Finisce quindi il primo quarto, Ruker Sanve 26, Tramarossa Vicenza 14. Vediamo anche un po' di statistiche del primo tempo. La Ruker, i migliori marcatori sono Tassinari con 5 insieme a Luca Toniato, 4 punti per Tognacci con i 2 dell'ultimo tiro e per Antonello Ricci. D'altra parte molto bene Gianmarco Conte, che è entrato e ha dato tanta energia alla sua squadra, 3 anche per Giorgio Galipò e 3 per Luca Pedrazzani. Vediamo le statistiche del primo quarto. La Ruker tira con un eccellente 61% dal campo, 11 su 18, tira anche un 1 su 4 da 3 che ha cominciato, diciamo, ha fatto intravedere un buon inizio partita. Comunque la Ruker sta tirando veramente bene, ci sono 20 punti dal quintetto base e 6 dalla panchina. Vediamo anche la situazione invece dei rimbalzi, con la Ruker che ha preso 11 rimbalzi contro i 9 della squadra in trasferta, anche se i 5 rimbalzi finali hanno dato un po' d'ossigeno a Vicenza, che era partita sotto di 15 punti e ora si trova sotto di solo 12. Vediamo invece per Vicenza la percentuale ai tiri liberi è un 4 su 9, oggettivamente deficitario, mentre la Ruker tira ad ora con il 100% dal campo. Rientrano in campo le squadre per il secondo quarto. Vediamo i quintetti, sono molto simili a quelli che hanno terminato il primo quarto. La Ruker ha in campo Capitan Rossetto, c'è in campo il numero 3 Giordano Durante, poi Antonello Ricci, c'è Tommaso Gatto e c'è anche Federico Tognacci. La squadra di Vicenza invece è in campo con Cernivani, Pedrazzani, Rigon che ha finito il primo quarto, poi Montanari e il numero 5 Galipò ormai stabilmente in campo. Sembra ormai chiaro che Diego Corral non sarà della partita, non ha giocato finora neanche un minuto. È un peccato non vedere il miglior marcatore stagionale della squadra di Vicenza, chiaramente squadra di Vicenza che ha un'arma in meno in questa partita. Intanto Giorgio Galipò commette il primo fallo di questo secondo quarto, un fallo speso, diciamo, in un'azione non pericolosa ancora da parte della Ruker. Esce da un blocco Durante, la palla non gli arriva ora a Tommaso Gatto proprio per Durante cerca spazio, trova Gatto sulla linea del tiro da 3, sta scadendo questa azione d'attacco, palla verso il centro per Gatto che si alza dalla linea del tiro libero, cerca un tiro perché stavano scadendo i 24 secondi, rimbalzo senza contesa da parte di Pedrazzani che lancia Galipò prova a mettere un po' di energia, va fino in fondo, il ferro del Palasport System gli sputa questa ottima penetrazione, passi di Giordano Durante. Ha provato il nostro numero 3, giovanissimo, 17enne play della squadra, promessa anche la squadra di casa, a forzare un po' questo contropiede, non ha palleggiato in maniera corretta secondo gli arbitri, palla persa, palla ora che va in mano a Galipò ancora batte Durante sul primo passo d'incrocio, si appoggia a Ricon, cercano un pick and roll laterale, palla ancora a Galipò ora cerca un vero e proprio pick and roll con Pedrazzani, non riesce a dare la palla al suo centro, allora scarica per un tiro buono di Rigon, ma il rimbalzo è molto forte di Antonello Ricci sotto le planche. Ora è tornata a dominare la Ruker, soprattutto nella parte in difesa. Durante, buon penetra e scarica per Gatto trova ancora Galipò che lo ferma, cerca una penetrazione, la palla sbatte sul suo corpo prima di uscire ed è palla persa quindi per la Ruker. Palla a Vicenza, tentativo un po' forzato da parte del numero 11 Gatto, che ricordiamo è la sua prima apparizione al Palasport System. Le sue statistiche nel primo tempo sono state un 1 su 2 dal campo.
Ora Galipo si alza ancora dopo aver sfruttato il blocco, attenzione, a rimbalzo vanno fortissimi Tognacci e vediamo chi è il giocatore di Vicenza, il numero 9, Montanari, che alla peggio sbatte violentemente al suolo, si rialza, per fortuna sua solo una botta, ma nulla di che. Vediamo che rimane in campo, vediamo Marco Mian che entra in campo a fare un po' di scuola a Tommaso Gatto, gli ha fatto chiaramente percepire il movimento che si aspetta dal suo numero 11. Palla in mano quindi in difesa per la Ruker, non si è ancora segnato in questo inizio di secondo periodo, già 1 minuto e 40 secondi giocato, non ci sono state ancora marcature, il punteggio quindi è quello della fine del primo quarto, 26-14 per la squadra di casa. Ora buon gioco sulla linea laterale per un tiro di Rossetto ben costruito, anche se il tiro è sbagliato, terzo errore offensivo per la Ruker. Pedrazzani prova a spingere una transizione, blocco laterale, serie di blocchi per portare al tiro Montanari che si alza da 3, bel canestro di Pietro Montanari. La Trama Rossa si conferma squadra importante dall'arco, 26-17, torna in partita definitivamente, mentre Ricci non trova né la penetrazione né il canestro né il fallo, e poi Tognacci ferma la transizione di Vicenza che ricordiamo era sotto 20-5, siamo 26-17, buono il parziale, mentre Coach Mian cambia nuovamente dentro Andrea Tassinari e Luca Tognato per Tognacci e Durante. Vicenza che ora riparte con palla in mano per Galipo per ridurre ancora un distacco che ora è di 9 punti. Buonissima giocata di Pedrazzani, stavolta sfortunato, il suo tentativo di gancio dal centro dell'area sbatte ancora sul secondo ferro ed esce. Ora buona la transizione per il tiro di Gatto, corto però, primo ferro però, il gioco a 2 tra Tassinari e Gatto c'era. Palla ancora sotto per Pedrazzani che pianta un blocco per liberare al tiro Galipo, doppio ferro e palla che esce, errata lettura di Luca Tognato per Rossetto, è completamente fermo l'attacco della Ruker che non segna dal 3 minuti ormai di questo secondo periodo, mentre Brighi mette palla a terra contro il Capitan Rossetto, si prende l'arresto, si prende il tiro, si prende il canestro. Abbiamo una partita, tiro da 3 che vale il -6 per la Trama Rossa Vicenza, Ruker 26, Trama Rossa Vicenza 20, mancano 6:49 da giocare prima dell'intervallo lungo e Coach Mian è costretto a un nuovo time out. Importante la distribuzione dei punti in maglia nera oggi, biancorossa. Normalmente sono 3 di Galipo, 5 di Montanari, 4 di Conte, 3 di Brighi e 3 anche di Pedrazzani, quindi conferma che la squadra di Vicenza sta cercando di ovviare all'assenza del suo uomo leader Diego Corral, dividendosi i possessi e cercando di trasferire i suoi punti a più giocatori. Per quanto riguarda la Ruker invece, che è bloccata praticamente alle statistiche del primo quarto, 5 sono i punti di Andrea Tassinari e di Luca Tognato e 4 quelli di Antonello Ricci. Rientra in campo anche Jacopo Preti, ricordiamo uscito dalla partita praticamente per i falli dopo i primi 2 minuti, situazione falli Ruker che vede 2 falli sia per lui che per Tognacci, mentre 2 falli per Vicenza li ha solo il numero 9 Pietro Montanari. Dopo la bomba quindi di Vicenza si riparte, palla in mano alla Ruker con Andrea Tassinari riportato al ruolo di play, diciamo che è il quintetto praticamente che ha cominciato la partita per la squadra di San Vendemiano. Vedovato prova un pick and roll proprio con il suo numero 0, Tassinari non blocca il palleggio, Vedovato trova però un rimbalzo offensivo meraviglioso al centro area sulla testa di Pedrazzani, finalmente sblocca il punteggio per la squadra di casa, il suo 6° punto
bellissima anche questa azione di Vicenza che trova un'altra bomba per Cernivani. Vicenza si riavvicina a -5, bellissima questa azione con la penetrazione e lo scarico sul lato. Cernivani trova una bomba senza contesa, poi c'è una palla sotto molto bella di Ricci, no look per Vedovato, assist meraviglioso del numero 7, ottavo punto per Vedovato Jacopo Vedovato sta tenendo praticamente in linea la Rucker, torna a +7, 5,45 da giocare, ancora Cernivani che con il pallone prova ora la penetrazione, trova la strada sbarrata. Molto buono il movimento di Conte, sfortunato, i ferri gli buttano via il tiro che era ben costruito. Tassinari ora con la palla per Ricci, si ferma, trova Preti dall'arco, la bomba anche questa volta dentro e fuori, ma anche questa volta il tiro era ben costruito. Brighi spinge la transizione, trova il fallo di Luca Toniato, l'arbitro chiama fallo in azione di penetrazione, chiama anche quindi i 2 tiri liberi per Brighi. Coach Mian non è soddisfatto della chiamata dell'arbitro, ma Vicenza andrà in lunetta con il numero 24 Brighi. Vediamo anche le sue statistiche nella stagione. Brighi tira con il 48% ai liberi in stagione, sbaglia anche questo. Brighi non è sicuramente un tiratore di liberi, e questo invece va a segno, quindi 50% per lui dall'arco, -6 per Vicenza, 30-24 quando siamo praticamente a metà del secondo periodo. Ricci va in punta, trova Tassinari che ferma il palleggio, tira, poi va anche a contendere il rimbalzo che però non riesce ad essere catturato dai suoi compagni. Ora Crosato che è rientrato in campo per Conte, sicuramente è uno dei migliori dei suoi. Vedovato gli oscura la valle, Conte però riesce a ritrovare il pallone per un'azione offensiva, mancano 7 secondi per Vicenza. Brighi, stoppatona ancora di Vedovato, 3 secondi, attenzione, Conte si alza da 3, non trova il ferro, infrazione di 24. Jacopo Vedovato ha decisamente preso in mano le chiavi della Rucker, 4 punti in attacco, 2 stoppate in difesa. Direi che questi primi 5 minuti del secondo periodo così asfittici in attacco portano direttamente il numero 2 come unica nota positiva. Intanto Ricci prova una penetrazione, sfrutta il blocco, gioca il pick and roll, ma poi apre per Toniato che trova la bomba. Luca Toniato da 3, 33-24, torna a +9 la Rucker Samve che ora Coach Mian vuole molto aggressiva in difesa, ferma però la palla Galipo, gira dietro il blocco Tassinari, il tiro è sbagliato ma Tassinari sa di non aver fatto una grandissima azione difensiva. Ricci spinge il contropiede, poi si ferma, infrazione di passi su Crosato che gli ha tolto praticamente il corpo. Time out chiamato da parte della squadra di casa. Ricci va a chiedere spiegazioni all'arbitro che gli ha fischiato questa infrazione di passi che però sinceramente poteva anche starci. 3,57 da giocare nel secondo quarto, 33-24 per la Rucker Samve e noi ci sentiamo al termine del time out. Rientriamo in diretta qui dal Palasport System di San Vendemiano. Rucker Samve, Trama Rossa Vicenza, 33-24 per la squadra di casa che ha visto il suo vantaggio ridursi fino a 5 punti sul 26-21 e poi rientrare in vantaggio di 9 punti grazie anche agli 8 punti di Luca Toniato e di Jacopo Vedovato che hanno decisamente giocato un ottimo secondo quarto.
San Vendemiano rientra praticamente con lo stesso quintetto dal time out. Vediamo invece Rigoni in campo per la Tramarossa Vicenza, e la palla è rimessa in gioco da Stefano Cernivani per Conte per Brighi gioca a schema giro per la sua squadra, poi punta Toniato ma commette fallo in partenza di penetrazione, non è molto convinto il numero 24 in maglia nera. L'arbitro mima il gesto del gancio nei confronti del numero 6 sul passo di partenza di questa penetrazione che aveva portato Brighi al ferro, e quindi fallo in attacco, terzo fallo per Vicenza, e palla in mano alla Rucker Sambe con Toniato che ferma il palleggio, si appoggia a Vedovato in punta, Vedovato per Ricci, sfrutta il blocco, cerca un pick and roll, poi va al ferro con Rigon che gli mette la mano sulla spalla, canestro, l'arbitro non fischia, fallo, e quindi più 11 di nuovo per la Rucker che ha rimesso energia nel suo attacco e ha subito portato il solco a 11 lunghezze, mentre Conte prova anche lui ad andare al ferro, bravissimo, stavolta il numero 17 della Rucker che lancia il contropiede per Toniato che va in doppia cifra andando al ferro, 37-24, e palla ora in mano a Vicenza, ma la Rucker è rientrata dal time out con un'energia importante, già 2 i canestri consecutivi per la squadra di coach Mian. Ora Crosato si trova un attimo libero da marcature, ma si appoggia ancora a Cernivani per un pick and roll che Ricci molto bene riesce a bloccare, 2 secondi, tenta il tiro che esce, vediamo il rimbalzo conteso, la palla finisce nelle mani di Cernivani che scarica per Crosato, salta Preti ma Crosato arriva fino in fondo, trova il fallo della difesa della Rucker, azione insistita da parte di Vicenza che non ha tentato il tiro ma ha cercato più volte il ferro del Palasport System. Alla fine è arrivato il secondo fallo anche per Luca Toniato che esce, ricordiamo 10 punti per lui, ottimo la performance nella seconda parte del secondo periodo. Ora mancano 2:34 e la palla è in mano a Crosato. Crosato aspetta il movimento dei compagni, serve Brighi, serie di blocchi al centro dell'area per Cernivani, Cernivani sfrutta un blocco di Rigon per andare fino al centro, poi scarica fuori, buona circolazione per il tiro da 3 di Vicenza che arriva sulla sirena, Brighi trova un'altra bomba, Vicenza si sta tenendo con le bombe, poi vedremo le statistiche del secondo periodo, ma è questa l'azione preferita in questo momento da Vicenza. Intanto Preti riceve in punta, cerca Ricci, altra penetrazione, stavolta un po' velleitario, il passaggio dietro la schiena, trova palla però la squadra di casa con un ottimo intervento ancora di Antonello Ricci, probabilmente falloso ma l'arbitro non ha fischiato. Ora ci prova Tassinari, passo di incrocio, sente il fischio, trova il fallo, azione un po' forzata del numero 0 da parte del numero 0 della Rucker. Intanto Crosato si lamenta proprio sotto la nostra postazione con l'arbitro perché chiede equità di trattamento nella gestione dei fischi. Effettivamente poteva esserci fallo prima per la Tramarossa Vicenza, questo era indubbiamente fallo sul tiro del numero 0 invece della Rucker Sambe. 2 tiri liberi quindi per Andrea Tassinari che in questo momento viaggia con i primi 5 punti fatti proprio all'inizio della partita, segna il primo dei 2 tiri liberi, riporta la Rucker in vantaggio di 11 lunghezze e a 6 il suo bottino personale. Altro tiro a bersaglio 2 su 2 dalla linea della Carità per Andrea Tassinari, 39-27, 1 minuto e 40 all'intervallo lungo con Vicenza che ha la palla in mano con Gianmarco Conte per Crosato, buono il passo di incrocio, poi però non va al ferro, preferisce ancora uscire verso i suoi esterni con Conte che ora si mette in proprio al centro dell'area, Vedovato però lo aspetta proprio lì, gli blocca il tiro, non so se verrà conteggiata come stoppata, intanto Tassinari, l'arresto, il tiro da 3 Andrea Tassinari, 42-27, seconda bomba praticamente simile. E ora gli arbitri fischiano fallo in difesa alla Rucker al numero 12 Tognacci, è il terzo per lui, il quarto della Rucker.
Diciamo che la partita è chiaramente visibile per Vicenza. Se vanno sotto i tabelloni in questo momento Vedovato gli oscura qualsiasi possibilità. Vicenza cerca la penetrazione profonda per poi scaricare trovando un tiro che però è andato all'inizio di questo secondo periodo. Si è un po' raffreddata la mano dei ragazzi in maglia nera ospiti. Rientra anche Tommaso Gatto, manda a riposare proprio Jacopo Preti, e ancora Crosato cerca la penetrazione proprio contro Gatto, palla fuori per Cernivani ora per Pedrazzani ancora una volta stesso schema, ma Cernivani stavolta cerca di andare fino in fondo. Gatto ottimo rimbalza nel traffico, fa uscire la squadra. Mancano 40 secondi alla fine del periodo. Vedovato 16 a giocare, taglio profondo di Ricci servito, ma poi Ricci deve uscire dal pitturato, allora prova ad andare da sotto per Vedovato scarico a metà fra Tassinari e Gatto. Peccato, era stata costruita bene questa azione d'attacco della Ruker. Mancano 29 secondi, palla persa in attacco dai bianconeri che sono, ricordiamo, avanti comunque di nuovo di 15 lunghezze, 42 a 27. La Vicenza non potrà andare fino in fondo, 5 secondi circa di discrepanza fra i due cronometri, con Montanari profondo, la difesa di Tassinari. Ora c'è il cambio con Vedovato che prende Crovari e c'è la stoppata di Vedovato che suggella un fantastico secondo quarto con la credo terza stoppata. Poi vedremo le statistiche, ma questa è veramente una stoppata not in my home, che permette comunque a Vicenza di avere ancora 4 secondi per andare al tiro. 2, 1, questa è netta infrazione di 24 secondi. Grande difesa della Ruker in finale di tempo. Mancano 3 secondi e 6 decimi per l'intervallo lungo. Vedremo se la squadra di casa in maglia bianconera avrà l'occasione di costruirsi l'ultimo tiro. Ricordiamo, è in vantaggio di 15 lunghezze. Ora gli arbitri vanno a controllare che il cronometro dei 24 fosse terminato con ancora la palla in mano e non con l'azione di tiro da parte di Vicenza. Ovviamente questo cambierebbe la posizione di partenza della palla. Vediamo che gli arbitri comunque danno palla in zona difensiva a San Vendemiano. Tentativo, attenzione, quasi recuperato da Montanari. Stavano per combinare un disastro, ma poi il disastro lo combina Montanari, che prima quasi recupera il pallone, poi invece in un eccesso di foga va a commettere fallo a 7 decimi dalla fine, e quindi tiri liberi. Vediamo, dovrebbe essere bonus per Vicenza, infatti è così. Tiri liberi per la Ruker. In lunetta il numero 8, Capitan Rossetto. Proprio un regalo questo da parte del numero 9, diciamo, eccesso di foga. Aveva quasi recuperato un pallone che poteva essere importante per chiudere il quarto per Vicenza, poi nella contesa ha commesso fallo e ora Capitan Rossetto va in lunetta col primo libero molto importante. Palla che balla sui ferri ed esce per il numero 8 in maglia bianconera. Vediamo il secondo libero, 7 decimi ricordiamo per chiudere il secondo quarto. Parte il libero stavolta a segno, 43-27, Cernivani con l'Ave Maria che non va a segno, si va all'intervallo lungo al Palasport System. La Ruker San Vendemiano è in controllo della partita, 43-27 contro la Trama Rossa Vicenza. Vediamo anche i migliori marcatori di questa prima frazione. Per quanto riguarda San Vendemiano, Tassinari e Toniato con 10. Per quanto riguarda invece Vicenza, Brighi con 7, Cernivani e Montanari con 9. Noi ci sentiamo al termine dell'intervallo.
Rientriamo in diretta qui dal Pala Ruker di San Vendemiano, Pala Sport System anzi di San Vendemiano, dove la Ruker San Vendemiano è in vantaggio per 43-27 contro la Tramarossa Vicenza in quella che è la quarta giornata del girone d'andata del campionato di Serie B, girone B. Partita che in questo momento sta dicendo alcune cose importanti. La Ruker tira con il 55% dal campo, mentre Vicenza con il 26%. Vicenza è in partita soprattutto grazie al 43% da 3 punti e un 6 su 14 che ha tenuto per larghi tratti in partita, anzi ha fatto rientrare in partita la squadra biancorossa oggi in maglia nera. Ricordiamo priva almeno finora del suo uomo più importante Diego Corral, che tirava col 23% in stagione. Rimbalzi sono più o meno simili, 22-17 per la squadra di casa, che però tira molto meglio i tiri liberi, 86% con un 6 su 7 contro 5 su 11 di Vicenza. Da notare nel secondo periodo una sontuosa prestazione di Jacopo Vedovato, che è in campo con 4 su 4 dal campo, quindi 100%, 2 stoppate, 7 rimbalzi e un 17 di valutazione che lo pongono come il miglior giocatore in campo in questo momento. I migliori marcatori invece sono Andrea Tassinari e Luca Toniato, entrambi con 10 punti. Andrea Tassinari che ha segnato 2 bombe in transizione praticamente dal palleggio molto importanti per spaccare, per dare il primo break alla Ruker, che ricordiamo è andata sul più 15 per 20-5. Un tentativo di rimonta di Vicenza che ha portato la squadra in trasferta ad arrivare al meno 5 per poi tornare a meno 16 in finale di partita. Vediamo anche la situazione falli, sono 2 giocatori, uno per parte, con 3 falli per la Ruker Sanve, il numero 12 Federico Tognacci, mentre per la squadra in trasferta il numero 9 Pietro Montanari. Situazione di falli che comincia a farsi complicata anche per Jacopo Preti e Luca Toniato per quanto riguarda la Ruker, mentre 2 falli li ha anche il numero 15 Pier Giacomo Origon. Tra 30 secondi avrà inizio il terzo periodo, quindi il secondo quarto di questa partita. Vediamo anche il quintetto scelto per cominciare la ripresa da parte di coach Marco Mian. C'è il numero 17 Preti, poi c'è Andrea Tassinari, ovviamente Jacopo Vedovato riproposto in campo, Antonello Ricci e Luca Toniato. Per quanto riguarda invece la Tramarossa Vicenza, che comincerà questa ripresa, c'è il numero 9 Pietro Montanari, poi ci sono Luca Pedrazzani, Stefano Cernivani, il numero 14 Antonio Brighi e vediamo dietro Pedrazzani il numero 5 Giorgio Galipò. Comincia quindi la ripresa con il punteggio di 43-27 per la squadra di casa. Galipò cerca subito un blocco di Pedrazzani, poi però si gira sugli esterni. La Tramarossa Vicenza ha giocato spesso penetrazioni in penetra e scarica per tentare il tiro dei propri giocatori dall'arco. Anche questa volta penetrazione, tiro da 3 ancora di Cernivani, che poi va anche a contendere il rimbalzo, ma Vedovato è velocissimo, glielo strappa, la palla è fuori per Tassinari che gioca a 2 con Ricci, poi riprende il pallone, lo ferma, va fino al ferro, trova una magia di Andrea Tassinari per cominciare la ripresa anche per lui, quindi sono 10, anzi sono 12 i punti. Tiro da 3 ancora tentato da Vicenza, ancora sbagliato, però stavolta il rimbalzo premia i ragazzi di coach Marco Venezia, che ora possono tornare a far gioco con Pedrazzani. Tenta l'anticipo, benissimo Ricci, recupera la palla insieme a Vedovato. Tassinari ferma il gioco, chiama schema testa e fa salire i suoi. Tassinari un po' fermo ora, cercano un doppio blocco con Toniato che gira dietro il blocco di Tassinari, raccoglie il pallone sotto il ferro, si allaccia con Pedrazzani, l'arbitro fischia fallo in difesa al numero 76 in maglia nera. Rimessa
dal lato per la Ruker, che sarà affidata al numero 6 Luca Toniato. Vedevo coach Venezia che non era molto contento di questa chiamata, poi però si è anche un po' arrabbiato con i suoi giocatori perché la palla persa in attacco è stata abbastanza facile da leggere per la difesa della Ruker. Intanto buona la circolazione di palla che libera Toniato da 3, sbagliato stavolta, Preti non riesce a recuperare il rimbalzo, cercano una transizione veloce con Brighi poi si ferma, cerca la bomba ancora Cernivani da 3, altro errore però per Vicenza, ancora Cernivani dopo il rimbalzo lungo di Galipò. Cernivani prova in palleggio contro Preti, gira sotto il ferro, cerca il servizio ma Tassinari tocca il pallone, 2 alla fine, Ave Maria che tocca il tabellone ma non il ferro, altra infrazione di 24 per Vicenza, altra grande giocata difensiva dei ragazzi di casa, se non sbaglio già la terza infrazione di 24 secondi nella partita, quando mancano 8 e 14 alla fine del terzo periodo, 45-27, quindi ora è più 18 il vantaggio della Ruker, che ha palla in mano con Ricci, litiga ancora poco il pallone, poi però lo ritrova, cerca il blocco di Vedovato, scarica per Tassinari, palla ancora per Ricci, stavolta arriva la bomba sul primo ferro, rimbalzo lungo da parte del numero 9, Montanari, la palla per Brighi, tiro da 3, gioca praticamente solo dall'arco ora Vicenza, ma Brighi trova finalmente la prima bomba della ripresa, 45-30, tornano a meno 15, vediamo per Brighi. È il punto numero 10, anche lui in doppia cifra, ottima la partita del numero 24, scarico per Toniato da 3 e lui si conferma top scorer di partita, 13 per lui, più 18 per la Ruker, ancora al centro dell'area, 4 a bloccare il tiro di Brighi, che però uno scarico molto bello sul lato cieco per Pedrazzani, su cui Andrea Tassinari deve spendere il suo primo fallo e mandare in lunetta il numero 76 della squadra di Vicenza. Luca Pedrazzani, che in partita ha tirato 1 su 3 ai liberi. Vedremo questo nuovo giro dall'arco. Primo libero a segno, stavolta molto buona l'esecuzione del numero 76, 31esimo punto per la squadra di Vicenza. Stavolta il secondo non va nel frastuono del Palasport System qui di San Vendemiano, che ora fa sentire il suo incitamento per i ragazzi di coach Mian. Tassinari ferma il palleggio, ancora Ricci che sale in punta per un gioco a 2 tra Preti e Vedovato. Vedovato raccoglie la palla alla spazzatura, poi non ha più le gambe per trovare questa volta il canestro, rimbalzo agile per Vicenza, che ora spinge la transizione sotto di 17 punti, ma palla in mano con Brighi che salta Vedovato in punta, prova l'ennesimo tiro da 3 dall'arco, ancora una volta sbagliata però la conclusione di Vicenza. È chiaro che il piano tattico della partita per i biancorossi è assolutamente chiaro, provare a segnare dall'arco per restare in partita. Preti ferma il rimbalzo, Ricci va in penetrazione con il corpo, riesce ad appoggiarsi, Vedovato ennesimo rimbalzo offensivo, ora però non ha l'aiuto, Preti passa il pallone a Ricci, Ricci sale un po' da fermo da 3, il tiro che non va, poi si allaccia Vedovato in attacco, commette fallo, è il secondo fallo per il numero 2 della Ruker. 6 minuti e 15, c'è il cambio proprio per Jacopo Vedovato, rientra Tommaso Gatto. In questo terzo periodo non ci sono problemi finora di falli, sono passati 3 minuti e 45 secondi, ci sono 2 falli per la Ruker, uno finora commesso da Vicenza in appunto questo terzo periodo. Montanari riceve palla da Brighi che prova a spingere la transizione, arriva fino in fondo, poi gira dentro l'area, deve uscirne scaricando ancora per Montanari, ricezione difficoltosa, ancora Brighi, mette palla per terra contro Preti che gli blocca il pallone, recupera Gatto e quindi Tassinari è lui a spingere il contropiede proprio per Jacopo Preti. Preti si ferma
ancora Tassinari, passaggio dall'altra parte per Toniato che va fino in fondo, passo di incrocio, stavolta Pedrazzani riesce a mettere il pallone sul cuoio e a bloccare l'azione offensiva del numero 6 della Ruker. Stavolta è Cernevani che prova a partire, Gatto mette il fisico e blocca la penetrazione, Pedrazzani raddoppiato da Ricci e da Gatto, deve buttare via il pallone buttato direttamente in fallo laterale, si sono leggermente agganciati Galipò e Tassinari, si stringono la mano, altra azione difensiva della Ruker che in questo momento sta giocando anche difensivamente in maniera importante. Esce Luca Toniato, ricordiamo ad ora top scorer con 13 punti. Il cambio per Capitan Rossetto, la rimessa in gioco invece è di Ricci per Preti per Tassinari, 11 secondi a giocare l'azione d'attacco, ora 9-8, Tassinari si prende il tiro che parte storto, arriva storto, secondo ferro e rimbalzo difensivo per Vicenza con Galipò che prova contro Ricci, aspetta i blocchi, Gatto su Crosato sfrutta l'esperienza, si butta dietro, sente il contatto del corpo di Gatto, l'arbitro alza la mano, fischia fallo. Coach Mian non è d'accordo con la decisione del direttore di gara, glielo va a far sapere, ma il numero 34 di Vicenza, Enrico Crosato, ricordiamo tanta esperienza, 6 giugno 85 per il giocatore della Tramarossa che andrà in lunetta con 2 liberi, ricordiamo 48-31 Ruker, 5 minuti e 03 da giocare nel terzo periodo. Primo tiro libero della partita, non a bersaglio per Crosato, e anche il primo libero tentato da parte proprio del numero 34 che avrà anche il secondo. Parte il tiro, ancora secondo ferro, Conte ruba il rimbalzo a Gatto, non è per nulla contento Coach Mian di questi continui errori in taglio fuori della sua squadra. Galipò ha quindi un'altra occasione per allungare, Crosato da 3, il tiro sul ferro, lo scadere dei 24, Rossetto strappa un ottimo rimbalzo, apre per Tassinari ferma un po' il gioco, poi palla per Ricci parte sul lato, non ci sono blocchi, allora palla per Gatto per Tassinari, alto basso per Preti, passo di incrocio sul secondo ferro che però gli sputa il buon movimento in post basso, e allora è Brighi parte la transizione per Conte che è rientrato, mezzo giro per Galipò, pensa al tiro da 3, poi però ferma il palleggio e quindi deve ricominciare dall'altro lato con Crosato, stavolta su Rossetto arriva anche il fallo di Ricci, l'arbitro stavolta è pesantemente contestato dal pubblico del Palasport System, arriva il quarto fallo per la Ruker, il secondo fallo per Antonello Ricci e il time out chiamato da Coach Mian, 48-31 per la Ruker. Rientriamo in diretta qui dal Palasport System, 4 minuti e 10 da giocare in un terzo periodo che ancora non ha detto granché, 48-31 sono rimaste più o meno inalterate le distanze fra le due squadre. L'unica nota statistica che può cambiare un po' l'inerzia di questo quarto periodo è il quarto fallo per la Ruker, uno solo chiamato dagli arbitri contro la squadra in maglia nera di Vicenza che ora ha una rimessa laterale con Cernevani per Galipò ferma il palleggio, rivuole ancora
il suo numero 55. L'anticipo forte di Tassinari non va a buon fine e quindi Brighi è libero dall'arco. Altro tiro sul ferro e altro rimbalzo conquistato però in attacco da Vicenza, che ha un extra possesso con Galipò che si alza da 3, non contrastato stavolta. Preti va tranquillamente a rimbalzo, mette a Rossetto prova a portare la palla in posizione di play, si appoggia a Preti in post basso. Preti ferma il palleggio, poi scarica sul lato per Gatto che si alza da 3. Tommaso Gatto, 51-31, massimo vantaggio Rucar. Galipò col pallone per Conte, prova a rispondere subito, tiro da 3 sul ferro, stavolta Gatto taglia fuori molto bene crosato e ora Tassinari può giocare in backdoor per Ricci che passa a Preti. Il tiro è sbagliato, ma bellissima azione offensiva da parte della Rucker. E ora fallo invece dall'altra parte con Brighi, che è l'unico che sta dando un po' di energia all'attacco della Tramarossa. Sta dando davvero tanta energia, ci prova, cerca sempre la penetrazione e lo scarico e ora andrà in lunetta, premiato con il fallo da parte della squadra di casa. Anche Brighi tira con il 50% nel primo tempo, anche lui per il fatto che la squadra di Vicenza non ha delle percentuali accettabili al tiro libero finora in partita. Altro errore del numero 24 in maglia nera, rimangono 20 i punti da recuperare per la Tramarossa, che va a bersaglio ora con il secondo libero, rimane attorno al 50%. Anche in questo caso si alza un po' la pressione, un accenno di un press da parte di Vicenza, che ora è una zona 2-3 chiara in campo per gli uomini di coach Venezia. Prova a girare la palla velocemente la Rucker, 7 secondi per andare al tiro, penetrazione tentata da Tassinari, scarico per Rossetto sul ferro, il tiro del capitano della Rucker, quindi meno 19 per Vicenza, palla in mano, è finito, esaurito il bonus per la squadra di casa. Ora perde la maniglia Brighi che va a contatto con Tassinari, pallone sotto per Ricci, un po' troppo forte, Ricci riesce a controllare, a scaricare fuori per Gatto da 3, seconda bomba consecutiva, più 22. Tommaso Gatto trova 6 punti di fila nella sua partita che scavano ancora di più il canyon fra le due squadre. Ora il vantaggio è di 22 lunghezze con Gatto che ora prova a difendere su Brighi, riesce nella difesa, l'arbitro stavolta non fischia fallo, buona la difesa nel cilindro del numero 11, ancora servito da Ricci, stavolta in controtempo non riesce a controllare la sfera e ora Tassinari lascia il campo per un riposo quando manca 1 minuto e 58 alla fine del terzo periodo a Giordano Durante. Per la Rucker è in campo anche Federico Tognacci, mentre il quintetto della Tramarossa è quello ormai da parecchi minuti. D'altronde la panchina non è lunghissima per mister Marco Venezia e l'assenza di Corral si fa sicuramente sentire. Crosato trova il palleggio molto buono per Galipò, Galipò scivola nel tentativo di passare il blocco, attenzione a centro area, scivola Pedrazzani, la botta è stata veramente importante per il numero 76, sbatte il fianco. Gli arbitri chiedono di asciugare tutto il parquet del Palasport System, sicuramente c'è parecchia umidità sotto la volta in legno del Palazzetto dello Sport qui di San Vendemiano. 1:39 alla fine del terzo periodo, 54-32 Rucker Sanve che in questo momento sembra in controllo della partita. L'esperienza comunque di Vicenza è tale per cui San Vendemiano sta cercando di azzannarla questa partita, cosa che ha cercato di fare con le 2 bombe consecutive di Tommaso Gatto, mentre Vicenza in questo secondo periodo sta tirando un po' a salve. Ricordiamo che Vicenza ha chiuso il parziale finora del terzo periodo con soli 5 punti segnati a fronte degli 11 segnati dalla Rucker. L'arbitro fa riprendere il gioco con palla da lato, mancano 5 secondi però per chiudere l'azione d'attacco per gli uomini in biancorossa. C'è un consegnato per Cernivani che prova un tiro dal centro dell'area, ma il rimbalzo di Gatto che dopo i continui rimproveri di mister Mian ha trovato finalmente un'ottima energia in campo e sta cogliendo anche rimbalzato Durante, il più giovane in campo, tira una bomba
contrastato, bomba che va sul ferro e non entra, però buon tentativo del numero 3, ci stava assolutamente nel gioco d'attacco creato dalla sua squadra. Consegnato di Pedrazzani a Cernivani, prova Crosato la bomba, poi però si ferma ora Conte, cerca il centro dell'area, consegnato per Pedrazzani, arriva Durante, cala la mannaia, commette fallo, manderà in lunetta il numero 76 in maglia nera con 2 tiri liberi. Questo è anche il primo fallo di Giordano Durante. C'è un cambio anche per la squadra ospite, entra anche qui un 17enne, un 2002, Tommaso Gianesini, che ci è dichiarato play nella distinta che ci è stata consegnata. Rimane in campo però anche Gallipò, anche lui play, quindi probabilmente il numero 13 giocherà in posizione di guardia. Intanto Pedrazzani sbaglia l'ennesimo tiro libero della sua squadra. Vediamo se anche stavolta sarà 1 su 2 per gli uomini di Vicenza. Stavolta è 0 su 2 purtroppo per gli ospiti, con il rimbalzo di Gatto senza nessun tipo di contesa. Gioca ancora zona 2-3 Vicenza, gioca la circolazione di palla, ovviamente l'attacco di San Vendemiano che trova la bomba dall'angolo da parte di Rossetto, bomba che non va, stavolta Gatto non riesce a prendere il rimbalzo che è di proprietà di Crosato, cerca una penetrazione forzando il secondo fallo di Giordano Durante. È il secondo fallo, stavolta Crosato ha fatto valere l'esperienza, ha allungato il primo passo di penetrazione, è arrivato fino in fondo, Durante non è riuscito a mettere il corpo. Ci sono altri 2 tiri liberi per Vicenza. Crosato segna il primo dei suoi tiri liberi. Un punto, è il primo punto anche per Crosato in questa partita, sbaglia il secondo, ancora problemi ai liberi. 54-33 più 19, mancano 24 secondi, con 9 secondi di discrepanza arriva il tiro per Durante dall'angolo, anche stavolta ben costruito ma anche stavolta sbagliato. Quindi Vicenza può cercare di ridurre il gap alla fine del periodo. Gallipò arriva fino in fondo, segna il 35esimo punto, mancano 6 secondi alla fine del tempo. Ricci 2-1 perde la maniglia e quindi non ci sarà tempo per un altro tiro. Finisce anche il terzo periodo. Rucker San Vendemiano 54, Tramarossa Vicenza 35. Vedremo tra poco le statistiche anche di questo terzo periodo. Rientriamo in diretta, intervallo fra il terzo e il quarto periodo della partita tra Rucker Sanve e Tramarossa Vicenza. 54-35 per i padroni di casa, in controllo anche dopo il terzo periodo. Vediamo anche un po' di statistiche. Vediamo che il miglior marcatore in questo momento della partita è Luca Toniato con 13, poi Andrea Tassinari con 12, mentre 11 punti li ha Antonio Brighi per quanto riguarda Vicenza. Percentuali che si stanno un po' sporcando, con la Rucker che tira il 44% del campo contro il 23% di Vicenza.
Vicenza che tira il 38% ai liberi, mentre la Rucker è ancora al 6 su 7 dell'intervallo lungo. 33 i rimbalzi pari, quindi hanno recuperato i rimbalzi la squadra di Vicenza. Ovviamente gli assist sono completamente diversi, 12-6 per la squadra di San Vendemiano. Si riparte quintetti: Tognacci, Tassinari, Rossetto, Durante e Gatto per la Rucker, Galipò, vedo il numero 13 Gianesini, vedo il numero 34 Crosato, il numero 76 Pedrazzani e Conte per Vicenza. Primo attacco per la Rucker che va fino in fondo, gira palla per andare alla bomba dall'angolo di Gatto, poteva essere la terza di fila, stavolta i ferri gliela sputano e quindi Galipò prova ad andare fino in fondo, palla per Pedrazzani, arriva Gatto, sporca la conclusione del numero 76, la palla esce. Ottimo intervento difensivo di Gatto che sta un po' facendo e disfacendo in questa partita, però sta giocando sicuramente un buon secondo tempo. Ora Durante entra, scarico ancora per Gatto, quarto tiro da 3 praticamente consecutivo, i primi 2 a segno, i secondi 2 invece sputati dal ferro. Ora può Gianesini portare la palla, Pedrazzani stavolta molto distante da canestro, cerca un blocco per entrare, Gatto lo va a prendere molto alto, Galipò ferma un po' l'attacco della squadra di ospite, trova Gatto, 5 secondi, 4, 3, ora Pedrazzani prova un gancio che entra ed esce, sfortunato stavolta il numero 76, meritava miglior sorte questo suo tiro. Gatto prova a girare per Tognacci, Tognacci in punta per Rossetto che ferma il palleggio, tira sul secondo ferro, tiro che non è piaciuto molto a Coach Mian, che non vede la sua squadra produrre bene ora in questo momento in attacco. Ora alto basso per Conte, 3 giocatori in maglia bianca lo fermano, la Conte riesce a scaricare per il tiro da 3 di Galipò che trova il fondo della retina, 54-38, meno 16, prova un tentativo di ricucire il profondo gap Vicenza. Ora però palla sotto per Gatto, Gatto ferma un po' il pallone per Durante, Durante prova la penetrazione, scarica per Gatto, perde la maniglia, Pedrazzani in recupero, frana sul numero 11 della Rucker Samve. E quindi quando mancano 8 minuti e 3 secondi alla fine della partita, Tommaso Gatto andrà in lunetta probabilmente con 2 tiri liberi. L'arbitro decide che non era in azione di tiro il numero 11 della Rucker, quindi concede semplice rimessa dal fondo per la squadra di casa. Proprio Gatto va a ricevere da Tognacci, lascia a Tassinari, Tassinari sfrutta il blocco del suo numero 11, si alza dalla lunetta, 2 che sembrano facili ma non lo sono per Andrea Tassinari. Torna a più 18 il vantaggio della squadra di casa con Conte che prova il palleggio, Galipò ora aspetta il blocco di Crosato che poi scappa, cerca il pallone, ma Ricci è bravissimo, intercetta, va fino in fondo, in coast to coast, 2 punti per Antonello Ricci, più 20 per la Rucker. Ora Gatto si perde per un attimo, Crosato è bravissimo, di pura esperienza, punta il numero 11 della Rucker, lo costringe al fallo, è il terzo fallo per Tommaso Gatto che comunque rimane in campo, anzi no, esce proprio per Luca Toniato che ricordiamo è ancora a quota 13 se non ricordo male, sì è a quota 13 e quindi rientra in uno dei migliori marcatori. Ora Tassinari a quota 14, Conte cerca il blocco di Crosato, lo sfrutta e dà palla al suo numero 34, spalle a canestro proprio contro il nuovo entrato Toniato, cerca il centro dell'area, la palla viene sporcata, toccata probabilmente di nuovo dal numero 34 che chiede scusa ai compagni, stavolta ha cercato un'azione un pochino complicata. 7 minuti e 16 alla fine di una buonissima partita per la Rucker Samve. Palla a Tognacci, Tognacci cerca una difesa alta, il 17enne Giannesini, Tommaso Giannesini, Tassinari ferma il pallone, poi lo mette a terra
batte Galipò, si ferma, trova Preti che nel momento è rientrato, Crosato gli strappa il pallone, lancia Galipò in contropiede, poi si ferma e riceve la palla, Preti affonda, fanno un po' di frustrazione il nostro numero 17, affonda il tentativo di rubata, commette fallo su Crosato. Anche per lui terzo fallo, ci sono 3 giocatori della Ruker con 3 falli, uno solo per Vicenza. Arriva anche il quarto fallo da parte di Preti. Ed è il, vediamo, io ho visto fallo al numero 4 e 17, infatti è il quarto fallo per Preti, come nell'inizio partita 2 falli praticamente consecutivi per il nostro numero 17. Intanto c'è un cambio, esce Conte ed entra il numero 9 Pietro Montanari. Montanari, serie di blocchi sfruttati da Crosato per ricevere il pallone per Giannesini e poi a Galipò. Galipò passa a Montanari, ancora blocco secco tentato da Crosato che poi si apre per ricevere, tira da 3, molto buona la bomba di Enrico Crosato, bomba che porta a meno 17 Vicenza, 6:33 da giocare con Tassinari che cerca Ricci, palla ancora Tassinari, cambio lato che trova nell'angolo, Preti da 3, palla che entra ed esce, sfortunato stavolta Jacopo Preti, era buona la sua giocata, cerca ancora un penetra e scarica la squadra di Vicenza, Montanari perde la maniglia e quindi contropiede 1 contro 0 per Toniato che inchioda la Bimane, 60-41. Grande difesa, dalla difesa nascono sempre cose buone, è arrivata la schiacciata di Luca Toniato. Tanto c'è cambio, esce Tognacci che va a prendersi qualche chiarimento da parte del suo coach, non è contentissimo del cambio. Al suo posto è entrato di nuovo Jacopo Vedovato che dopo aver spaccato la partita nel secondo periodo rientra sul terreno di gioco. Ricordiamo che anche la seconda partita in pochi giorni giocata alle squadre, quindi la panchina è fondamentale per la gestione anche delle energie in quello che è un campionato che è cominciato da poco, sì, ma che vedrà impegnata già domenica la Ruker nel parquet di Mestre. Ora la Ruker in attacco, in controllo della partita, Tassinari trova Toniato, sporcata la sua azione, Vedovato cerca un tap-in, sfortunato, entra ed esce e quindi Galipò parte in contropiede, fallo di Ricci piuttosto duro, anche se Galipò aveva cercato un'azione particolare, però Ricci è andato piuttosto duro sul numero 5 di Vicenza, fallo e bonus. Altro giocatore con 3 falli per la Ruker, stavolta è Antonello Ricci. (5:28 da giocare in questo quarto periodo), 60 Ruker, 41 Vicenza. Vicenza si alza, ancora Crosato che segna la seconda bomba consecutiva, molto bene Cosmian, stavolta si incavola veramente molto, dà un calcio ai tabelloni pubblicitari del Palasport System perché ancora una volta l'uscita sul blocco e lo scarico è stata tardiva. Crosato mette a segno il 7° punto, se non ho visto male, della sua partita, il 7° punto che porta a meno 16 Vicenza. È vero che mancano 5 minuti e Vicenza è indietro nel punteggio, ma giustamente Coach Mian allena fino alla fine e questo canestro del numero 23 in maglia nera non gli è decisamente piaciuto. Rientriamo in campo, 5:23 da giocare, rientriamo con Vicenza che era arrivata a meno 20 ma grazie a 2 bombe consecutive del suo uomo di esperienza Crosato, ricordiamo 34 anni per lui, tante stagioni a calcare i parquet delle varie leghe qui nel Veneto, ha portato 2 bombe per i suoi, ridando un po' di ossigeno alla squadra di Vicenza che ora è pur sempre sotto di 16 lunghezze, ma sta cercando di riprendersi un po' di inerzia, quantomeno per chiudere al meglio questa partita. Andrea Tassinari con la palla in mano
palla per Antonello Ricci. Ricci fa salire la squadra, cercano di alzare un po' la pressione i ragazzi di Vicenza che giocano una zona 2-3 ora molto offensiva. Tassinari arriva fino in fondo, non riesce a scaricare per Vedovato, la lascia per la bomba di Jacopo Preti, buona la bomba dall'angolo, finalmente va a segno, ottimo attacco contro la zona e più 19 di nuovo. Ora però ancora un po' lenta a riorganizzarsi la difesa in maglia bianco-verde, ottimo giro di Rigon, però il ferro gli sputa un ottimo giro sul piede perno. Tassinari prova a spingere il contropiede, poi Ricci però si ferma, ancora palla per Andrea Tassinari, gioco a due con Ricci, palla per Toniato, girano sul perimetro i ragazzi in maglia bianconera finché trovano ancora Preti per la bomba. Vedovato lotta con Crosato che stavolta ha la meglio e strappa il rimbalzo al centro della Rucker, sale, si arresta da 3, terza consecutiva del numero 23 Enrico Crosato, 9 punti di fila, gli ultimi 9 punti della sua squadra, 63-47, grande quarto periodo per il numero 34 di Vicenza. Ora sul tentativo di alto-basso di Tassinari con Vedovato c'è fallo sul numero 2 della Rucker. Proprio Vedovato esce, intanto terzo fallo del numero 15 Pier Giacomo Rigon. È il secondo fallo per Vicenza. Vediamo la rimessa per Preti, Preti prova a giocare a due proprio con Toniato che gli ha rimesso il pallone, Ricci salta benissimo sul primo palleggio, Montanari si arresta nell'area dei 3 punti e trova altri 2 punti. Partita che ora con 3 minuti e 53 sembra veramente in ghiaccio per i ragazzi di casa. Ora Montanari prova a andare fino in fondo, Rossetto gli blocca la penetrazione, Ricci fa fermare il pallone a Gianesin, Gianesin cerca un improbabile passaggio, palla bloccata e poi infrazione di piede da parte di Tassinari che riporta il cronometro dell'attacco di Vicenza a quota 14 secondi, 3,37 da giocare, 65-47 per la Rucker, che però sinceramente in questo secondo tempo, a parte le 3 bombe di Crosato, ha veramente concesso poco ai ragazzi in maglia nera dal centro dell'area. Galipò prova a sfruttare un altro blocco di Crosato che ora ovviamente è on fire, vediamo cosa combina, trova Gianesin che si alza, tenta il tiro, lo sbaglia, Ricci fa subito partire la transizione per Tassinari che si ferma, poi serve ancora Ricci, ancora per Tassinari, c'è Preti pronto a bloccare, poi si sposta per giocare una transizione laterale, Rigon in netto ritardo spende il quarto fallo nella penetrazione di Jacopo Preti. C'è il cambio, esce Antonello Ricci, buona anche oggi la sua partita, per lui sono 10 punti, una partita di sostanza non tanto appariscente, ma con i suoi 10 punti ha comunque contribuito alla buona prestazione della sua squadra. Entra in campo Tognacci che finora ha segnato 4 punti, mentre Preti va a bersaglio con un altro tiro libero, siamo a quota 6 per lui. Punti segnati nella seconda parte di partita perché all'inizio è stato un po' bloccato dai falli, ora sbaglia il secondo, vediamo cosa dice l'arbitro. A rimbalzo è andato Toniato, ha toccato per ultimo, quindi palla in mano per Vicenza, 66-47, 3 minuti e 10 da giocare prima della fine della partita, con Galipò che prova a spingere l'ennesimo pallone, si alza Rigon da 3, altro canestro da 3, meno 16, 66-50, ultimi tentativi di Vicenza che sta comunque migliorando le sue statistiche che fino alla fine del terzo periodo non erano sicuramente buone. 4 bombe nel quarto periodo stanno dando un po' di diciamo consistenza all'attacco di Vicenza che comunque è fermo a quota 50. Intanto Tognacci dalla linea del tiro libero trova il secondo ferro, trova il rimbalzo Vicenza che spinge la transizione per cercare di dare un po' meno importanza al distacco. Tognacci spende un fallo, per lui è il quarto.
mentre Giannesin esce e fa rientrare Stefano Cernivani, che ha giocato buona parte della partita. Ricordiamo che per Vicenza c'è l'assenza importante del numero 10 Diego Corral, che era fino ad oggi il miglior marcatore di Vicenza, ma che oggi non ha giocato, è sempre rimasto in panchina. Intanto il numero 5 Giorgio Galipò segna un tiro libero che porta a meno 15 la sua squadra. Era parecchio tempo che Vicenza non andava sotto di soli 15 punti, e poi c'è anche un rimbalzo offensivo sul secondo errore dalla lunetta. 2:24 da giocare, Crosato ormai stabilmente dietro la linea a 3 punti, si alza ma poi passa a Brighi per Cernivani da Crosato, scadono i 24 secondi e quindi a 2 minuti e 12 dalla fine altra buona giocata difensiva da parte della Ruker, che recupera l'ennesimo pallone. Tassinari per Tognacci, Tassinari riporta il pallone avanti. Siamo praticamente al 2 minutes warning di questa partita con Tognato in post basso per Rossetto, gioco a 2 per Tognato, molto bello, c'è il canestro, c'è il fallo, Andrea Lunetta con il tiro libero supplementare. Tognato intanto continua nella sua eccellente partita, finora 17 per lui. Vediamo anche in campo per la Ruker l'esordio del numero 17 Federico Finardi al posto di Rossetto, anche lui un 2002, 26 agosto 2002 per la precisione, per il numero 10 Finardi, che entra appunto in campo per questo minuto e 57 fondamentalmente di garbage time. Tanto Tognato non riesce a chiudere il gioco da 3 punti, rimangono quindi 17 le lunghezze di vantaggio per la squadra di casa. Cernivani, ultime azioni d'attacco anche per Vicenza, con Galipò per Crosato che stavolta arriva fino in fondo, peccato, il ferro gli sputa un'ottima penetrazione al centro dell'area. Ora Tassinari ferma il palleggio, trova Tognacci proprio per Finardi per Preti, ancora dall'angolo come prima la bomba, Jacopo Preti. Tornano 20 punti di distacco appena la Ruker mette i piedi dietro l'arco da 3 e trova un po' di fluidità nel gioco, i punti arrivano, esce Andrea Tassinari, probabilmente non rientrerà più, 14 per lui punti in partita. Altra ottima prestazione di Andrea Tassinari, sostituito dal numero 13 Alvise Minicleri, altro 2002, quindi la Ruker chiude con 2 2002 in campo, Minicleri e Finardi. Proprio Finardi va a cercare e a bloccare la penetrazione di Rigon, ottima anche questa penetrazione. Vediamo Minicleri che si appoggia a Tognacci per Finardi fuori per Tognacci, ancora per Minicleri che prende una riga di fondo interessante, gira molto bene la palla da parte dei ragazzi che liberano Preti per la bomba sbagliata, ma c'è il rimbalzo offensivo. 48 secondi alla fine più 20, direi che la partita ha ben poco da dire. Ora c'è il pallone di Tognacci per Preti, palla sprecata, palla persa, ma direi che il pubblico di San Vendemiano, che ora è silente, si sta preparando per dare la ovazione per la 4ª vittoria consecutiva da parte della Ruker Sanve, che quindi va 4-0 in stagione, rimane saldamente al primo posto. Domenica andrà a Mestre per continuare questa striscia vincente importante. Palla recuperata proprio da Finardi, 21 secondi, Finardi prova la penetrazione, c'è però la palla recuperata da Brighi prende il fallo di Minicleri. È l'ultima azione della partita, probabilmente in attacco per Vicenza. Brighi andrà in lunetta con 2 tiri liberi, giusto per definire quale sarà il punteggio finale. Il pubblico di San Vendemiano comincia ad applaudire i suoi ragazzi che oggi hanno davvero giocato bene, perché sono partiti forte, 20-5, hanno subito una mini tentativo di rimonta fino a -5, poi da lì è stato un monologo, partita assolutamente in controllo anche delle energie per i ragazzi in maglia bianconera. 71-53, 14 secondi alla fine, Alvise Minicleri porta il pallone, lo congela, 9 secondi, i ragazzi si stringono la mano al centro del campo, Minicleri lascia il pallone, ennesima vittoria quindi per la Ruker Sanve, che in casa
fa 2 su 2, batte 71-53 la squadra di Tramarossa Vicenza. Parziali 17 per Luca Toniato, 14 per Andrea Tassinari, dall'altra parte 13 per Antonio Brighi. Direi che la squadra di San Vendemiano ha giocato una partita davvero importante, davvero tranquilla, soprattutto dopo il tentativo di recupero, grazie anche a un ottimo secondo periodo giocato da Jacopo Vedovato che ha diciamo spaccato la partita in quel momento. Nel terzo periodo invece molto bene Tommaso Gatto, che ha con 2 bombe e tanta energia tenuto a bada il rientro che Vicenza ha provato a fare con le 3 bombe consecutive di scusatemi, Enrico Crosato, che però non sono bastate per una solida Ruker che va 4-0 in stagione. E vediamo se riusciamo ad avere qualcuno dei ragazzi di San Vendemiano in diretta. Vediamo se Vedovato. Vediamo che c'è qui con noi proprio Jacopo Vedovato. Gli faccio un paio di domande. Complimenti, 4-0 in stagione, una partenza direi importante, e volevo farti i complimenti perché nel secondo periodo diciamo che il tuo ingresso in campo ha permesso alla squadra di ritrovare quel distacco di sicurezza che poi avete portato fino alla fine. Sì, è stata una partita subito siamo messi bene in gioco, mancava Corralda, loro un giocatore importantissimo e per quello mancano dei punti di riferimento. Non è facile per loro in attacco ma neanche per noi in difesa, perché siamo preparati molto su quello, quindi siamo stati bravi a restare lì con la testa fino alla fine. Direi che questa squadra, che comunque ha tanti giocatori nuovi, direi che nonostante gli impegni ravvicinati di queste 2 partite, anche oggi avete saputo amministrare, avete saputo spingere quando era il momento, amministrare un po' le energie, anche se devo dire coach Mian qualche volta non era proprio felicissimo in panchina. Sì, insomma, sono ancora delle cose su cui dobbiamo lavorare, però stiamo facendo dei progressi importanti, anche perché si è visto man mano che andiamo avanti a giocare magari 20 punti il primo quarto non li prendiamo più, stiamo migliorando in difesa, quindi bene così. Bene, vai pure a festeggiare, grazie, è stata un'ottima partita di Jacopo Vedovato, è stata un'ottima partita di tutta la Ruker Sanve. Vi saluto qui dal Pala Sport System di San Vendemiano, ricordandovi il finale 71 Ruker San Vendemiano, 53 Tramarossa Vicenza. Da Alessandro Darcè un saluto e un ringraziamento, e a sentirci alla prossima partita casalinga della Ruker Sanve.